lo sappiamo benissimo quante volte arriva l'inverno nei nostri gruppi, nelle sezioni, perché siamo uomini, non dobbiamo nasconderci dietro a paraventi. Però dobbiamo avere la resilienza e la speranza che hanno questi alberi. Sanno la certezza, sanno che dopo l'inverno arriveranno nuove gemme. Il rinnovamento degli alpini è stato il tema del 54esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze di Cison ed è stato il cuore dell'orazione tenuta dal presidente degli alpini di Bassano, che ha voluto stimolare una riflessione sul futuro delle penne nere dopo l'appello che il sindaco di Cison ha lanciato a nome di tutti i primi cittadini. Cari alpini, io oggi mi sento di chiedervi di non mollare. Le nostre comunità, la mia comunità, ha bisogno di potervi indicare come testimonianza costante e quotidiana di che cosa vuol dire il senso del sacrificio, il prendersi degli impegni, il rispetto, il lavorare in gruppo. Valori da consegnare alle nuove generazioni coinvolte in associazioni che ne condividono gli ideali, partendo però dai più piccoli, come qui tra le steli dei 2411 alpini andati avanti. Noi guardiamo il futuro con le giovani generazioni, che i ragazzi elementari li abbiamo chiamati per piantumare nuovi alberi qui al bosco. Questo memoriale è non solo memoria, ma anche vita, ed è vive 2 volte con loro. Tra i sostenitori di questo memoriale anche lo storico presidente della sezione di Conegliano Giuseppe Benedetti, scomparso una settimana fa, e qui ricordato con il suo cappello e nelle parole del vicepresidente nazionale Alessandro Trovant. L'unico invito che ti posso fare, Beppo, da lassù, quando vedrai uno di noi stanco, magari un po' arrabbiato, dagli una mano e fa che prosegua. Poi la celebrazione presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto che, citando il Vangelo di questa domenica, ha ricordato l'altruismo degli alpini. E sembra proprio che i brani biblici di questa domenica siano stati scelti per incoraggiare persone che non scelgono i primi posti e che fanno il bene senza aspettarsi il contraccambio. Un raduno seguitissimo con diversi momenti che hanno toccato i presenti, come la deposizione della corona sulle note del Lino del Piave. E rinnovando l'appuntamento al prossimo anno per il 55esimo raduno e alla prossima domenica per il pellegrinaggio sul Monte Tomba che Antena 3 trasmetterà in diretta, l'ultimo canto alle Penne Mozze è stato per il Signore delle Cime.